TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Con il 31 dicembre si conclude la fase sperimentale del servizio a chiamata MOM Plus, attivo da maggio scorso nelle fasce di Morbida sulle linee urbane 7 e 10. A partire dal 2 gennaio le due linee tornano a garantire corse fisse, anche negli orari di minore affluenza. La sperimentazione MOM Plus, finanziata dalla Regione Veneto nell'ambito dei progetti di Sharing Mobility, ha permesso di valutare nuove soluzioni di offerta e raccogliere i dati preziosi per gli interventi futuri. Il servizio ha ottenuto un buon gradimento e proseguirà nei comuni di Villorbe e Vittorio Veneto, con nuove attivazioni previste nel 2026. Per esempio, che cosa chiedono i cittadini? L'indagine 2025 tra gli utilizzatori del trasporto urbano a Treviso conferma che puntualità e frequenza sono i fattori di qualità più importanti per i passeggeri, ma anche quelli con il maggior gap tra aspettative e soddisfazione. Cambiamo argomento. Ha preso il via in questi giorni Fattoria Borgo Casoni di Susegana il corso propedeutico sugli interventi assistiti con gli animali IAA, il percorso formativo professionale accreditato e riconosciuto dalla Regione, che ha registrato il tutto esaurito con 28 corsisti iscritti, che hanno intrapreso il percorso per diventare coadiutori dell'animale. Una figura professionale sempre più richiesta, con competenze specifiche per operare come facilitatori del benessere emotivo e relazionale di bambini e adolescenti con problemi di isolamento, grazie al rapporto empatico e non giudicante con l'animale, ad esempio asino, cane e coniglio. Passiamo allo sport con il volley, un'altra pagina di una rivalità piena di incroci, trofei e campionesse. Oggi alle ore 18 all'Allianz Cloud la Prosecco Doc a Carraro Imoco Conegliano fa visita alla Numia Vero Volley Milano per disputare la quarta giornata di ritorno di regular season della Serie A1 Tigotà. Una sfida che, come spesso accade, mette di fronte due formazioni dell'altissima classifica del campionato italiano. La squadra di coach Stefano Lavarini sosta al quinto posto in graduatoria con 34 punti dopo 16 gare, mentre la formazione di coach Daniele Santarelli guarda tutti dall'alto con 46 punti dopo 16 giornate da imbattute. Sarà l'ultima trasferta del 2025 della Prosecco Doc, che chiuderà l'anno al Palaverde con la Coppa Italia martedì. E dal volley al rugby, quello che ormai è un grande classico del rugby italiano, torna nuovamente protagonista nello United Rugby Championship. Oggi, sabato 27 dicembre alle ore 15:30, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, va in scena il derby del round 8 della stagione 2025-2026. I Leoni sfidano a una settimana di distanza dal primo atto le Zebre Parma in trasferta. Una sfida che mette in palio punti pesanti non solo per l'orgoglio, ma anche per la classifica e per lo shield italo-scozzese. I Leoni arrivano all'appuntamento forti del successo conquistato una settimana fa nel derby di Monigo, chiuso sul 21-15, e occupano attualmente il 10° posto in classifica con 13 punti. Di fronte troveranno una Zebre Parma determinata a riscattarsi davanti al proprio pubblico. I Ducali sono 13esimi a quota 11 punti. Come da tradizione il derby promette intensità, fisicità ed emozioni. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti, arrivederci.